Una serata dedicata alla prevenzione e alla cura dei tumori si è svolta a Selvazzano, presso il centro civico Presca. Relatori sono stati i medici dell'associazione Noi e il cancro Volontà di Vivere, Onlus Patavina, che opera dal 1979 come centro di riabilitazione psicofisica del malato oncologico, nata per volontà di un gruppo di donne operate al seno. La serata ad ingresso libero ha visto l'approfondimento dei tumori maschili, femminili e dermatologici. Quanto è importante la prevenzione in ambito ginecologico? La prevenzione è importante in senso generale per molte patologie e per molti tumori. In ambito ginecologico già da tempo ha trovato una sua strada in termini di prevenzione secondaria attraverso quello che è conosciuto come il Pap test e poi più di recente attraverso una prevenzione primaria e quindi con il vaccino per il papillomavirus. Le patologie dal punto di vista ginecologico che interessano sono prima di tutto metterei il tumore alla mammella, anche perché il tumore è più frequente per la donna, perlomeno nella sfera femminile sicuramente è il primo tumore, però è anche uno di quelli in cui la prevenzione ha funzionato moltissimo e funziona moltissimo perché con una diagnosi precoce che permetta di individuare le lesioni quando non sono ancora palpabili, quando sono molto piccole e si può guarire. A 5 anni c'è un tasso di guarigione molto elevato con le adeguate ovviamente terapie chirurgiche, chemioterapie, terapia ormonale a secondo quello che è poi necessario per il caso specifico, però è sicuramente un tumore che si può definire non incurabile come purtroppo ancora altri. Il tumore dell'ovario è un tumore che ancora non ha molti mezzi di prevenzione precoce, di diagnosi precoce, mentre appunto il tumore del collo dell'utero, come dicevo prima, ha oggi a disposizione come armi sia una prevenzione primaria attraverso il vaccino e una prevenzione secondaria attraverso appunto esami come la ricerca, il test per la ricerca del papillomavirus e gli esami citologici, il Pap test. Il vaccino viene offerto a tutte le ragazze nate dal 1996 in poi e oggi vengono vaccinati anche i maschi nati dal 2001 in poi, quindi in realtà poi possono vaccinarsi anche persone in età più adulta ed l'accesso è molto semplice. Quanto è importante la prevenzione in ambito urologico? Allora, in linea generale, ecco, la prevenzione resta sempre importante anche, diciamo, come momento di aggancio tra il paziente maschio in questo caso e l'urologo, proprio perché l'urologo diventa in un certo senso il custode della salute maschile e pertanto favorire una prevenzione può, come dicevo, essere utile anche per avere una visione ad ampio spettro sulla salute generale e sul benessere maschile. Una patologia prevalente potremmo dire senza dubbio che vi è il tumore della prostata. Il tumore della prostata però rappresenta, una entità abbastanza particolare, proprio perché sarebbe più corretto parlare di tumori della prostata, in quanto noi abbiamo una varietà biologica del tumore, da tumori che sono definiti tumori indolenti o clinicamente significanti, tipizzati attraverso dei parametri utilizzati dagli anatomopatologi ed altri parametri clinici per i quali oggigiorno non è più proposta una terapia aggressiva, ma in questi casi è proposta una terapia cosiddetta di sorveglianza attiva, a tumori invece che risultano essere, o meglio presentare una aggressività abbastanza importante e per i quali resta sempre importante una terapia radicale
radicale che può essere rappresentata o da una prostatectomia radicale con l'infodenectomia. Oggigiorno insomma ci possiamo anche giovare di tecniche mini-invasivi e quali la chirurgia laparoscopica roboassistita, oppure in questi casi anche una radioterapia a scopo radicale. E molte volte, per quanto riguarda i tumori aggressivi, esistono più modalità di trattamento che sono di fatto rappresentati dalla terapia chirurgica, come dicevo, la quale può seguire per completare l'azione chirurgica anche una radioterapia. Quanto è importante la prevenzione in ambito dermatologico? Ma la prevenzione in dermatologia è un'arma fondamentale per riuscire a dare soddisfazione delle esigenze di salute di tutti i cittadini. Purtroppo i tumori della pelle sono sempre in aumento e soprattutto per quanto riguarda il melanoma o questi tumori della cute particolarmente invasivi, la prevenzione è ancora l'unica arma fondamentale per riuscire a prevenire e fare in modo che queste patologie non diano problemi più gravi. Per cui la visita dermatologica, l'occhio dell'esperto, è sicuramente ancora un presidio importante a cui non rinunciare mai. Quali sono le casistiche più frequenti nel suo ambito? Ma allora, per quanto riguarda le neoplasie, i padroni sono purtroppo i carcinomi, ovvero quelle piccole neoplasie della cute che vengono per la somma delle radiazioni solari prese durante la vita, per cui quelle tipo di patologie sono molto frequenti assieme alle lesioni precancerose. Purtroppo ogni anno aumentano anche i casi di melanoma maligno, che è il tumore più grave che talvolta può portare a conseguenze molto nefaste. Quanto è importante che le città come Selvazzano parlino di prevenzione? Beh, io credo che sia veramente fondamentale, primo perché conoscere significa già fare un primo passo per affrontare e magari risolvere eventuali problematiche. Secondo, perché se vogliamo parlare anche di spesa sanitaria, prima arriviamo evidentemente a scoprire un'eventuale malattia, prima mettiamo in azione tutte le metodologie per affrontarle, magari per non arrivare a situazioni difficili e che poi hanno anche un peso sanitario importante. Oltre che, ritengo, sapere che c'è comunque qualcuno che ti può star vicino, che può conoscere magari la situazione che stai vivendo, è già sicuramente una cosa importantissima ed è il motivo per cui abbiamo organizzato questo percorso di sensibilizzazione. Ecco, 2 serate gratuite qui al Presca. Chi è l'invitato che dovrebbe venire? Assolutamente tutti, chiunque, perché forse chi sta bene non si rende conto che potrebbe incontrare anche la malattia prima o poi, oppure qualcuno della propria famiglia, oppure qualcuno che ha già conosciuto questo aspetto e che magari vuole o mettere a frutto la sua esperienza oppure mettersi anche a disposizione degli altri, ed è il motivo per cui abbiamo aperto le porte a questa bella associazione che è Volontà di Vivere, che è una forte realtà a Padova da oltre 40 anni e che vorremmo magari portarla anche vicino a casa nostra, proprio per servire tutte le realtà da Selvazzano verso l'area ovest di Padova. Una seconda serata con un approfondimento sul tumore al seno, il percorso chirurgico e quello oncologico era prevista nel medesimo luogo per questa sera, ma a causa delle disposizioni sul contenimento del coronavirus la serata è stata sospesa. Sfishamar Channel Morning News, Selvazzano Dentro.